Facciamo un attimo il perimetro. Siete qui? C'è la videocamera che fa fatica a mettere a fuoco. State venendo giù a prendere il vino? Perché c'è una festa di sopra? Potete dirci qualcosa, per favore? Cosa c'è? Non so se è l'aria, ma sono sentita... C'è un po' d'aria che passa. Possiamo venire di sopra? Anna abitava qui? Andiamo su. È qui che siete? Avvicinatevi e parlate con noi. Facevate le feste qui? Come si stava su questa villa? Stavate bene? Vi divertivate? Ce lo potete dire? Noi siamo venuti qui solo per capire e parlare con voi e perché no, raccontare anche la vostra storia. Non c'è molto su questa villa.
Qui ci sono le stanzette e quello lì è l'accesso della servitù. Questa sera c'è qualcuno qui con noi? Marcito dentro. Aspetta che... Marcito dentro. Marcito dentro? Marcito dentro. Però sopra c'è scritto anche neonata. Tu eri sopra la neonata però. In questa villa è morto qualcuno? Invece rimase in una posizione quasi ridicola. Arturo. È morto un uomo? Indichi piombo e sotto liberare tutto. Giornata di piombo. Il piombo può essere anche un proiettile però. Beh, può essere ucciso. Giornata di piombo potrebbe essere anche una giornata dove hanno sparato. È morto qualcuno a causa di uno sparo? Famiglia. Casa di famiglia. Dentro il freddo, vabbè. Beh, dentro il freddo di una giornata come tante altre. Famiglia. Magari è morto uno di famiglia. Si è chiesto è morto qualcuno qui in casa. Una persona di famiglia. Chi era la persona che è morta? Aggiungere nulla. Aggiungere nulla. Vuol dire niente. No, è come se non lo volessero dire. No. Nulla da aggiungere? È morta una bambina o un bambino? Ci sono due adesso pipistrelli, Che quelli sono attratti dalla luce. Danno Arturo. Esatto. Fu così che Arturo finì per prendere una decisione oscura, anche brutta. Aspetta che... come frase non è proprio... Hanno deciso di... anche oscura. È stato ucciso un bambino qui? Nello sguardo di colui che adesso era suo marito. Seconde nozze. Magari un figlio che il secondo marito non accettava, ma magari era del precedente matrimonio. Dove possiamo andare per comunicare con voi? Voluminose pezze. Nella stanza del nylon. Potrebbe anche essere, volendo. Oppure dove c'era quella specie di tappeto. Dove c'è il tappeto? Sì, quel coso arrotolato. Ci sono dei cosi di stoffa in giro per questa casa. C'era una specie di tappeto giù. Sì, mi sa giù nella cantina, in un angolo. O nel primo piano. Chiediamo se vogliono. Vabbè. Andiamo per esclusione. Dobbiamo tornare nelle cantine. Non risposta. Sotto. Stanno lì in fondo però. Attenta pure, cioè. Stanno lì in fondo.
In fondo, dove in fondo? Ma nessun rumore. Ma neanche strutturale, che Diverso, tutto sì, va. sto legno, cioè, Anche perché Incredibile. lì comunque tirava un leggero venticello, almeno prima fuori, quindi non aveva nessun segno di nulla. sì, ma neanche un rumore naturale della villa, proprio Pure a parte quei rumori in lontananza diciamo, la parte abitata, nulla che ti potesse far pensare almeno di cambiare stanza. ma zero, zero. Il silenzio assoluto. Vabbè, magari sono in pace. Beh, io sono contento per loro, se sono in pace vuol dire che non c'è nessuno, però quel ti seguo, Cioè, vero? no, ma si sente benissimo. Ti seguo. Siete al di fuori della casa? Da qualche parte? Ma fuori la casa? Camminavi a stento. Camminavi. Fuori che camminano. Per quello ti ho detto ti seguo. Siete nella casa che c'è dietro la villa? La Casa Bianca? Sempre da qua, sempre quando scende e va a casa dei genitori. Avete paura di entrare in questa villa? Qui era appena allamezzato. Qui era appena allamezzato. Allamezzato è il coso? Qui le stanzine che abbiamo visto dove c'era il pipistrello prima, quello è allamezzato, perché è in mezzo tra i due. Qui era. Era lì. Ma chi? Secondo me, come dice Michele, non entrano qui. Allora usciamo noi? Secondo me sono fuori, prova a chiedere se sono fuori. Perché tu comunque l'hai sentito fuori, anche le sensazioni di essere osservata era da fuori, non dentro. Cioè, o ti sentivi osservata dalla villa? No, È era qui. proprio il contesto. Seguita, se vogliamo, però. Ti seguo, ti ho detto. Sì, ma non è- cioè, ero appena scesa dalla macchina. Per quello, magari tieni presente che lì Dietro. c'era la foresteria da quelle parti là, quindi c'era più movimento. Anche la foto che mi hai mandato, con tutta la parte, la villa è in alto, il carro, la carrozza è in basso. L'unica parte, se osservi, donne, comunque vabbè, hanno detto foresteria, Anna, Dario. Cioè, Sì, è sulla parte dove è... dove c'è il giardino, a piano terra. Perché tutto il resto è sopraelevato. siete in giardino? Cosa che ha detto? Se veniamo fuori, parlate con noi. Cos'è un sì o sbaglio? Però io dico una cosa, se non sono qua come fanno a rispondersi? Ma loro possono essere in posti Capito, però se vogliono che andiamo, se sono in giardino, Perché ci hanno esposto più in cantina? perché non so, visto che un po' la cosa che è uscito, che magari è perché è sulla terra, quindi piano terra, non lo so. Siete nella Casa Bianca?
Cos'è che ha detto? Spegno. Fa spegnere la luce. Va meglio adesso? Noi abbiamo spento, però adesso fatti sentire. Ti rispondo. Dove siete? Siete fuori in giardino? Veniamo fuori allora? Ci date un segno per piacere? Oppure se non volete ci dite di andare via. Veniamo fuori allora? Sì o no? Arturo, vi dice qualcosa Arturo? È una moto questa qua. Dove siete? Armadio ha detto. Non ho capito. Ve lo richiedo per l'ultima volta, siete fuori? Ci date un segnale per piacere? È là. Dove là? È là. E là cosa? Fuori? Proviamo ad andare fuori. Qua dite. Perché è proprio silenziosa sta villa. Andiamo nella casetta. Andando nella casetta? Adesso veniamo nella casetta, va bene? Lei ho detto? Proviamo ad andare nella casetta.